Buongiorno dall'ITS Albatros, avviso 2 Rita Calapai. Siamo nell'Auditorium Bitto con la dottoressa Anna Martano, che è una grande studiosa della lingua siciliana, diciamo multitasking, ecco, perché si occupa, diciamo in italiano, magari in siciliano, sa tutte cose, forse è il termine più esatto. Volevo appunto chiederle com'è nata questa sua passione per tutto ciò che erano i piatti tipici siciliani antichi e i dolci tipici siciliani antichi. In realtà nella mia famiglia hanno sempre cucinato tutti, quindi per me cucinare è stato naturale come respirare. Poi da sempre sono innamorata della Sicilia. Quindi diventare una giornalista e una scrittrice è stato un optional. Sì, e quindi ho sempre raccolto ricette antiche, mi facevo contare i cosi di gente anziana, insomma. Però tutto questo era confinato dentro casa mia. A un certo punto questa cosa diventa pubblica indirettamente grazie a mio figlio, che all'epoca era ancora al liceo, era il periodo di Santa Lucia, io avevo fatto a Lucia di Santa Lucia, mio figlio fa colazione a mattina a Lucia, va a scuola, ci conta i suoi compagni, poi donne mi fa, mamma sai, i miei compagni non sanno che cos'è a Lucia. Qui ci domandai, usciuto e lo canuscio, sì certo, i muffin ne canuscio, sì certo, buone servizi. Collaboravo già con un settimanale siracusano perché mi venne l'idea di fare una rubrica Saperi e Sapori di Sicilia, dove recuperavo le ricette antiche, raccontandone anche gli aneddoti, le origini, le storie, il significato antropologico, il valore devozionale e religioso. Quindi un recupero della memoria. Sì, un recupero della memoria, che è piaciuta tantissimo. E da lì poi è cominciato, è stato un crescendo perché sono arrivato l'incarico per l'accademia, poi sono arrivate docenze, consulenze, cose e poi siamo arrivati ai libri e poi siamo arrivati ai libri. Allora, intanto lei ha un excursus curriculare invidiabile e la invidio tantissimo per questo, però posso dire che è un lavoro bellissimo quello che ha fatto. Grazie. Perché comunque in ogni caso resterà sui libri, sulle cose che ha scritto, qualcosa che i giovani non sapranno mai se non ci fossero persone come lei. Io ci provo, sono una femmina cucinera che conta i punti. Questo faccio e lo faccio perché per la Sicilia io ci sono sempre. Un'altra domanda, ultima domanda, l'ITS Albatros è un'academy di alto profilo, post diploma, addirittura forse una delle poche senza dove non si paga nulla, è totalmente gratis. Cosa ne pensa di queste accademie agroalimentari di alto profilo? Io credo che ce ne sia assolutamente necessità, perché non abbiamo bisogno di effetti speciali nei menù, non abbiamo bisogno di fare sferificazioni o affumicature o altri marchingegni, abbiamo Alchimia. bisogno di recuperare un patrimonio che è vastissimo. Io stessa che da anni faccio ricerche, che ho una biblioteca anche personale fornitissima, che ho tanto materiale, io stessa ancora continuo a scoprire ricette e preparazioni delle quali io stessa non conoscevo l'esistenza. Quindi c'è veramente un patrimonio da recuperare, non abbiamo bisogno di inventarci nulla, abbiamo bisogno solo di riprenderci, recuperare ciò che è nostro. Abbiamo uno scrigno pieno di tesori, dobbiamo solo aprirlo e tirarli fuori e metterli in mostra, i nostri tesori. Veramente su questo l'appoggio in tutto, perché io ho 57 anni e sono una discente proprio per amore di conoscenza, quindi è una cosa particolare, però è bella, bisogna imparare sempre nella vita. Non si smette mai. E non so come ringraziarla, perché veramente è stato particolare l'incontro che abbiamo avuto con lei all'evento oggi, Li Costituci degli Abbati. Detto bene oppure no? Degli Abbati.
E anche la lettura che ha fatto è stata interessante. Alcune parole non le ho capite anch'io. È comprensibile, approfondiremo, ci saranno sicuramente delle occasioni in cui potremo approfondire, perché è un siciliano di fine Settecento, Certo. quindi è un siciliano che sicuramente non ci è così Familiare. Certo. Quindi abbiamo bisogno di pratica, impararlo anche noi. Però abbiamo fatto oggi, io credo, un passo importante è stato fatto con tutto questo progetto di questa settimana dedicata alla lingua siciliana. Abbiamo tanto sapere da tirare fuori, da divulgare e da fare conoscere, con l'orgoglio dell'appartenenza. E l'orgoglio dell'appartenenza è: riprendiamoci il nostro essere siciliani, abbiamo una grande cultura, siamo la terra di Cielo d'Alcamo e di Giacomo da Lentini, siamo la terra di Federico II, siamo una grande terra. Poi voglio dire, casem a Messina, se Shakespeare avrà ambientato Too Much Ado for Nothing, molto rumore per nulla, a Messina, un motivo ci sarà pure, no? Anche perché era messinese. Anche perché probabilmente anche Shakespeare era messinese. Ma poi abbiamo avuto Caravaggio, Antonelli e tanti altri. La ringrazio tantissimo, è tutto dall'Avviso 2, buona giornata a tutti.